Le vetrerie di Murano sono alla canna del gas e non è purtroppo solo un modo di dire. 8 vetrerie hanno chiuso i battenti. I rincari alle bollette del gas rischiano dopo il Covid di dare il definitivo colpo di grazia alla produzione del vetro di Murano. Il maestro vetraio Giancarlo Signoretto dà voce allo sconforto dei colleghi. Il costo del gas è troppo alto. Come vedete io qui ho una bolletta, non è la mia per fortuna. Questa è una bolletta che dice la verità. Da 9.000 euro che si pagava tempo indietro, oggi siamo arrivati a 24.000 euro. Questa è pura fantascienza. Murano non può più sostenere importi del genere. Se vogliamo che Murano resta aperta, dobbiamo darci una mossa. I forni sono chiusi. Su 43 fabbriche a Murano, 8 hanno già chiuso. Il problema più grosso oggi è che la fabbrica che fornisce la materia prima, se chiudono loro, siamo rovinati. O ci diamo una mano e ci viene incontro qualcuno, e quando parlo di qualcuno deve essere la politica, le istituzioni. Noi il nostro lavoro sappiamo farlo. Avete fatto il voi e il vostro e fatelo con criterio, perché Murano ha bisogno di lavorare. Dietro a tutto questo mondo ci sono famiglie. La questione è già approdata nelle aule parlamentari. Così la deputata veneziana Sara Moretto. Dobbiamo assolutamente tener conto di quanto soffriranno e stanno soffrendo le realtà più piccole, che non sono caratterizzate, dichiarate come grandi imprese energivore, ma che di fatto sui loro bilanci il costo del gas è una delle voci principali. Io vorrei rivolgere al Ministero l'invito a valutarne alcune che abbiano uno specifico impatto non in un settore come lei diceva, ma nelle micro e piccole imprese e nell'artigianato italiano, che quindi tra questo set di possibilità che il governo italiano ha all'interno di ciò che indica l'Europa ci siano alcune misure che guardano specificatamente agli effetti di questi rincari nelle micro e piccole imprese artigiane, tra le quali anche quelle di Murano.